studio con Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Presidente. Allora, dall'osservatorio laboriosissimo del Nord-Est, come ci racconta questo governo? Come lo state vivendo, il nuovo governo Monti? Lo guardiamo con molta attenzione, cercando di difendere poi gli interessi dei nostri territori, che sono quelli di fare la nostra parte, sicuramente in un momento di difficoltà, ma anche di pensare di non essere trattati sempre come la gallina dalle uova d'oro. Siete all'opposizione in questo momento, lo ricordiamo anche a chi non lo sapesse. La Lega ha detto un no secco a tante cose, fin dall'inizio, fin dai primi vaggetti del governo Monti. Potremmo dire che noi siamo l'opposizione e siamo una delle tre posizioni in Parlamento. Lega all'opposizione, Berlusconi che dice voto all'insegna della continuità, Bersani che dice voto all'insegna della discontinuità. E con Berlusconi che cosa farete? Ieri Maroni è stato molto cauto, no? Quando Silvio Berlusconi, pensando un po' al futuro, alle prossime elezioni, al 2013, promettendo una campagna elettorale straordinaria, lo dicevamo dopo, Maroni ha detto, insomma, attenzione, ci andiamo piano, quest'amore è finito, non è finito? Io ho seguito questa diretta peraltro su Sky ieri sera e Maroni è stato chiaro, ha detto vedremo di capire se ci sono le condizioni per costruire una nuova avventura assieme. Presidente, ci faccia capire allora che cosa intendeva Maroni, lei l'ha visto lunedì fra l'altro, no? Noi abbiamo una partita sulla quale dobbiamo essere chiari, non chiediamo solo una manovra di natura ragioneristica e quindi di contabilità bella e buona che parli di patrimoniale, di pensioni, di ICI o di quello che si vuole, di IVA, ma chiediamo anche che sia bel coraggio di fare le vere riforme perché 1900 miliardi di debito pubblico in Italia non si fanno se non ci sono sprechi, se non ci sono prebende, assistenzialismo e se non ci sono tante cicale che bisogna mettere a lavorare. A riforme lei intende il federalismo puro, perché adesso è un po' un federalismo quello che avete ottenuto un po' annacquato, no? Guardi, noi abbiamo fatto l'impossibile e penso che i decreti comunque abbiano indicato la via. Come dice il Presidente della Repubblica, il federalismo non è più una scelta ma è una necessità che è una vera assunzione di responsabilità. Per noi significa applicare i costi standard, dare più autonomia a quelle comunità che oggi non ce l'hanno, ad esempio il Veneto. Il Veneto, perché in questo momento la base dice di non essere abbastanza autonoma. Ci spieghi anche gli umori dei cittadini del Veneto in questo momento, delle imprese, le imprese molto, forse troppo tassate, con un accesso a credito in questo momento difficile, no? Poi lei sa meglio di me che lo spread fa e ha un effetto a catena anche sull'accesso a credito delle imprese. Guardi, la nostra comunità ha dei valori di rating di certificazione che sono al di sopra di quelli dei tedeschi. La verità è che oggi lo spread ci sta massacrando sul fronte dell'accesso al credito. È notizia di oggi che i titoli di Stato tedeschi sono sotto zero come rendimento. Noi invece abbiamo uno spread di 500 punti base, il che significa che un 5% in più sommato all'Euribor per noi significa essere fuori mercato del 6 o 7% rispetto ai nostri competitors tedeschi. Oggi è andata meglio però per l'Italia, E questa è una notizia. Oggi c'è stata una buona notizia che è stata quella dell'accordo delle banche centrali con l'immissione di liquidità. Abbiamo però altri appuntamenti che sono venerdì il discorso di Angela Merkel in Parlamento, lunedì con Monti che presenterà la manovra e dopodiché cercheremo di capire quale sarà la direzione. Quando però le imprese vi chiedono e chiedono riforme strutturali, lei da Presidente di una Regione come si sente di rassicurarli appunto, gli imprenditori veneti, quelli che lei conosce bene? Guardi, i nostri imprenditori hanno saputo internazionalizzare, il nostro modello non è fordista, è quello della piccola e media impresa, l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi i nostri imprenditori sostanzialmente chiedono una cosa, di non essere ufficio complicazioni e affari semplici, che significa che gli enti pubblici non disturbino. Questo a me sembra già un grande risultato da raggiungere. Va bene, la ringraziamo Presidente. Grazie a voi. L'aspettiamo presto di nuovo a Roma, grazie. arrivederci. Grazie. Allora noi ci fermiamo qualche minuto in pubblicità, poi torneremo.